Euroregione News. Il cinema friulano sbarca in Oriente. Reciprocità, ecco la parola chiave, la scintilla creativa da cui ha preso vita il Friuli Film Festival, un progetto che mette in comunicazione diretta l'Oriente d'Italia con l'Oriente del mondo. Organizzato dalla Camera di Commercio Italiana ad Hong Kong, assieme all'Istituto Italiano di Cultura in collaborazione con il Cinema Broadway Cinematheque, il Friuli Film Festival nasce come ideale simmetria del Far East Film Festival di Udine. Nasce cioè dalla volontà di esportare un racconto, quello di un territorio, attraverso il suo cinema. Se il Far East Film continua a raccontare l'Asia all'Europa, il Friuli Film Festival racconterà l'Europa all'Asia, quel piccolo pezzo d'Europa che si chiama Friuli Venezia Giulia e che anno dopo anno ha saputo costruire un sistema cinematografico d'eccellenza. 5 i titoli selezionati. Gli ultimi di Vito Pandolfi nella sua versione recentemente restaurata in digitale, Rumore bianco di Alberto Fasullo, L'estate di Giacomo di Alessandro Comodin, Parole povere di Francesca Archibugi con Pierluigi Cappello ed A Special Need di Carlo Zoratti. 5 autentici gioielli che da oggi al 16 luglio saranno proiettati alla Broadway Cinematheque di Hong Kong, una delle sale più autorevoli della città. Vogliamo ricambiare tutto l'amore con cui il Far East Film Festival di Udine da 16 anni si dedica alla promozione del cinema asiatico, spiegano gli organizzatori della Camera di Commercio Italiana, e non c'è modo migliore che ospitare qui a Hong Kong alcuni tra i titoli più rappresentativi del notevolissimo catalogo friulano. Avete ascoltato Euroregione News.